Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo a Carpineto Romano, 560 metri sul livello del mare, 4.800 abitanti, 70 km da Roma. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio, si parlerà molto di Papa Leone XIII, ma adesso iniziamo con il primo cittadino. Carpineto, tra passato e futuro, una città che respira ancora della personalità, della figura del suo cittadino più illustre, Leone XIII. Carpineto è una città d'arte che si vuole far visitare, accogliente, ospitale. Carpineto è una città anche immersa nell'ambiente, quello dei monti Lepini, un'oasi verde, un biotopo naturale straordinario, una realtà e un patrimonio ambientale che ha una dimensione straordinaria, ricca di faggi, di castagni, di lecci, di tassi barbassi che sono secolari. Voglio dire, una realtà straordinaria. La nostra città è una città con un impianto medievale, rinascimentale, con degli innesti neoclassici proprio per l'influenza anche artistica ed urbanistica di Vincenzo Gioacchino Pecci. Nel tessuto urbano è molto forte la presenza del Seicento. Probabilmente il quadro più importante, simbolo di questa città, è il San Francesco in orazione sulla morte, un quadro straordinario di cui parla oggi il mondo, è spesso visitabile in tante città della nostra nazione e recentemente è stata a Stoccolma e proprio in questi giorni a Lecce. Noi speriamo di poterlo ritrovare proprio qui a Carpineto quanto prima, una tela che potrebbe rappresentare molto per noi e ricostruire un pezzo della nostra memoria storica. Particolare è l'itinerario leoniano, un itinerario che si snoda in tutte quante le chiese, i monumenti, i palazzi, a iniziare da Palazzo Pecci, un palazzo che è la casa natale di Leone XIII, che noi speriamo di poter riaprire quanto prima d'intesa con la famiglia Pecci. Tre musei sono visitabili nella nostra città: il museo principale, che è il museo civico, che ha una sezione proprio dedicata a Leone XIII ed è collocato a Palazzo Aldobrandini, un palazzo del Cinquecento che era il palazzo del governatore. Altri luoghi sono le tante chiese dove all'interno sono posizionati importanti opere d'arte. Nel di Carpineto ci sono 3 carpini e la radice etimologica della parola Carpineto è proprio legata ai carpini, questo albero tradizionale del nostro patrimonio ambientale. C'è anche da dire che la fondazione di Carpineto è attribuita a un fondatore mitico, Silvio Carpeto, discendente di Enea, nipote di Capis, che fu appunto il fondatore di Capua, e a questo fondatore vengono legate le sorti della nostra città dal 923 a.C. Carpineto Romano è un borgo molto vivo, tante le chiese presenti, andiamo quindi ad incontrare il parroco. Un saluto innanzitutto a tutti quanti quelli che ci ascoltano, che ci vedono per questa trasmissione che mette in evidenza un po' i nostri paesi, che sono tutti bellissimi, e Carpineto è tra questi.
i piccoli paesi d'Italia. Poi la nostra zona è qui tra i monti Lepini, ci sono dei paesi bellissimi. Ma Carpineto poi è famoso anche per un altro motivo importantissimo. Ha dato i natali a un grande papa, il pontefice Leone XIII, che è nato proprio qui a Carpineto Romano il 2 marzo 1810. Leone XIII è conosciuto soprattutto e ricordato in modo particolare per l'enciclica Rerum Novarum sulla questione sociale, ma è una delle tantissime encicliche, ma ne ha scritte più di 50. Mi trovo qui a Carpineto parroco da 7 anni circa, sono originario nativo di Anagni e mi trovo qui, il vescovo mi ha mandato a Carpineto con l'intento di unificare un po' la pastorale, perché è un paese di antiche tradizioni con tante chiese, c'erano anche tanti parroci, fino a 5 anni fa c'erano i frati minori, conventuali, c'erano gli agostiniani, ci sono ancora le suore del Santissimo Sacramento. Ecco, qui ci troviamo nella piazza Regina Margherita e proprio dietro di me, alle mie spalle, vedete la chiesa principale del paese, che è la chiesa collegiata del Sacro Cuore. Ed è la chiesa un po' di riferimento per tutti i cittadini, si trova proprio al centro, che ha nella parte superiore le altre chiese San Nicola, San Leone Magno. E sull'altro versante, invece su quest'altro lato, ci sono anche le altre chiese antiche, Sant'Angelo. La chiesa di San Giovanni, dove attualmente ci sono le monache carmelitane, il Carmelo Sant'Anna, ma poi abbiamo anche delle altre chiese all'esterno della nostra cittadina. Proprio di fronte a me, sotto il Monte Capreo, c'è il convento di San Pietro. Appena usciti dal paese, venendo da Roma, è la prima chiesa che si incontra, la chiesa di Sant'Agostino, e proprio poi molto importante, sotto qui la piazza del paese, e se ci si affaccia qui dalla terrazza, dal balcone si vede, c'è la chiesa più cara ai carpinetani, la più preziosa. E io dico sempre che è il cuore pulsante di Carpineto, perché è la chiesa di Santa Maria del Popolo. Dove è conservato un quadro votivo legato ad un voto fatto dai carpinetani nel XVII secolo. Era il 6 dicembre 1657. La peste bubonica imperversava su questi territori e su questa città. Gli abitanti erano stati decimati e non vedevano nessuna salvezza per la loro vita. Ricorsero alla Madonna e fecero un consiglio comunale e decisero e offrirono alla Madonna con un voto la disponibilità a festeggiare l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata, e a consacrare sempre un giorno di digiuno alla Vergine Immacolata. Carpineto Romano è una città fortunata perché si pregia di avere due grandi patroni. Uno è Sant'Agostino, il patrono principale del paese. Sant'Agostino vescovo e dottore della Chiesa. E sono pochissimi i comuni in Italia, 2 o 3, che hanno come patrono questo grande santo.
festeggiamo Sant'Agostino il 28 di agosto con tutta una serie di manifestazioni civili e religiose. E poi l'altro grande patrono è la Vergine Immacolata, la Madonna Immacolata, che è stata scelta come patrona di Carpineto, come dicevo prima, proprio il 6 dicembre 1657. I carpinetani da allora si affidano con tanta fede, con tanto entusiasmo, con tanta devozione filiale alla Vergine Immacolata. È giunto il momento di scoprire le tante manifestazioni di Carpineto Romano. Una delle manifestazioni più importanti che abbiamo qui è la manifestazione del Pallio della Carriera, una manifestazione di rievocazione storica del Seicento con 400 figuranti, che è scandita da diversi momenti. Iniziamo con la cena del Cardinale, che è una rievocazione enogastronomica in un chiostro seicentesco su a San Pietro. Poi si continua con il bando dell'imbussolamento, dove vengono abbinati i cavalli ai cavalieri insieme ai rioni, per poi presentare l'arazzo del Palio, che quest'anno è stato dipinto da un grande maestro d'arte italiana che è Giovanni Tommasi Ferroni, per poi continuare con l'apertura delle osterie, le 7 osterie rionali, con le feste propiziatorie, per arrivare poi al giorno del corteo storico e poi alla disfida equestre dei 7 rioni, dove 7 rioni, 7 cavalieri si sfidano per poter vincere il Palio di Carpineto. Una delle rassegne più importanti è quella del basket al centro storico. Siamo arrivati al 21° anno di questa rassegna e in questi anni sono venuti qui diversi importanti artisti. Voglio ricordare ad esempio Ascanio Celestino, Peppe Bara, Eugenio Bennato, quindi c'è stata una serie di ospiti importanti. Questo è uno dei festival più antichi del centro Italia, 22 anni, quindi un festival che è iniziato insieme a quello di Pelago e ha qualche anno in meno di quello di Ferrara, il più famoso dei festival del basket al centro storico in Italia. Poi facciamo una rassegna di concerti a chiostro, anche questa siamo arrivati alla 20ª edizione, sono concerti di musica classica diretti dal maestro Belli e vengono fatti al chiostro di San Pietro. Oltre a queste 2 rassegne facciamo una rassegna di musica blues, il Lepini Blues Festival. Quest'anno avremo anche delle presenze internazionali a questo festival e è un festival anche questo che è arrivato alla 19ª edizione, quindi una città ricca di rassegne che cerca di promuovere la cultura e cerca insieme alla cultura di promuovere anche il proprio centro storico. Ma ricordo anche delle iniziative come la Sagra della Caldarrosta che viene fatta in autunno e la Sagra del Tartufo Nero Pregiato, 2 prodotti che caratterizzano fortemente la nostra comunità. E con il professore Italo Campagna approfondiamo la conoscenza di Gioacchino Pecci, diventato Papa Leone XIII. Siamo qui nella chiesa di San Nicola, un'antica chiesa medievale che fu anche parrocchia della famiglia Pecci. Infatti il palazzo Pecci sta a pochi metri di distanza su un roccione, perché questa era la parte più antica e soprattutto più fortificata del paese. Ora questa chiesa
lungo i secoli, oltre alla trasformazione tecnica della planimetria, ha avuto un altro tipo di trasformazione, perché Leone XIII volle che al posto della chiesa di San Nicola si fosse costruita ex novo un'altra chiesa vicino Palazzo Pecci, chiesa di San Leone Magno, che recupera proprio il nome di Leone XIII prestigioso, per cui Leone XIII ha in qualche modo fondato un'altra chiesa per la sua memoria, che questo è molto interessante. Ora noi, per poter far sì che questa memoria continuasse nella terra che lui amò in una maniera straordinaria, abbiamo ricreato i presupposti di una memoria terrena attraverso le reliquie. Difatti si chiamano i cimeli non a caso. Cimeli non è una deformazione per indicare la glorificazione dell'immagine leoniana, anche delle cose più intime, più semplici. Il percorso che noi andiamo qui a indicare è un percorso straordinariamente efficace, perché la chiesa è rimasta tale e quale. Abbiamo trovato dei sistemi architettonici per poter far sì che il percorso si partisse dalla patria di Leone XIII, vista attraverso le fotografie, le immagini di una volta, le immagini anche leoniane, la famiglia Pecci, le sue memorie che cominciano anche con la sua progressione diplomatico-ecclesiastica, per cui una serie di abiti, che sono abiti da arcivescovo, perfino arrivare al cardinalato di Leone XIII, ci fanno percorrere anche fisicamente l'immagine leoniana, che noi vedremo anche attraverso altre immagini, attraverso la sua letteratura, attraverso le sue encicliche. E queste cose stanno a indicare che Carpineto ha voluto veramente dedicare alla memoria di Leone XIII non la parte intima, ma anche la parte sacra, anche la parte dogmatica, e non a caso nella parte centrale di questa nostra chiesa c'è il punto focale, che sembra il più semplice, il più piccolo, che è anche atto di una donazione dei fratelli delle scuole cristiane. Cito questa congregazione che ebbe la fortuna di ricevere in Piazza di Spagna quella che è l'unica penna che ha firmato l'Arero Novaro. Naturalmente poi noi scendiamo attraverso una serie di tecniche museali, espositive, e ad ogni reparto, ad ogni sezione noi le indichiamo attraverso un nome latino, latineggiante, proprio perché Leone XIII è un grande latinista, è un grande letterato, e non a caso la parte più intima, anche più interessante, che fu raccolta dal suo servo Pio Centra e i suoi discendenti ce l'hanno offerto gratuitamente, si vede un Leone XIII che scrive, che si affanna sulle lettere, che cestina delle cose che poi il servo raccoglie religiosamente, e quindi abbiamo una serie tale di documentazione di prima mano, per cui credo, rispetto ai musei vaticani, altri musei che glorificano Leone XIII attraverso i doni straordinari a principi e re, eccetera. Qui abbiamo Leone XIII che arriva perfino ad avere una dimestichezza con i fatti, con gli eventi, addirittura con il territorio. Ci stanno degli appunti sulla Basilica di San Giovanni Laterano, ci stanno però anche delle chiese qui del territorio, di Gorga, Artena, di Carpineto, tutto quello che spendeva, lui minuziosamente raccoglieva e documentava. Quindi sotto questo punto di vista è un fascino straordinario quello di essere guidati dentro la mente e il pensiero di Leone XIII. E siccome Leone XIII è conosciuto anche come latinista, molto amico, molto in qualche modo ammirato dal Pascoli, bene, noi abbiamo delle chicche straordinarie che sono alcuni tentativi di latineggiare, di far metrica, di ripensamenti, di tagli a questa operazione che era tipicamente letteraria. E la cosa curiosa, o mi ha incuriosito fortemente, che negli ultimi anni Leone XIII era convinto di essere quasi eterno,
l'uomo della provvidenza in qualche modo, non mettiamo limiti, pareva che dicesse. Bene, Leone XIII negli ultimi 2 o 3 anni si affannava a scrivere, riscrivere, ritradurre, ripensare le cose della giovinezza, e questa è una cosa molto interessante. Credo che Leone XIII qui, visitarlo, assaporarlo, sentirlo, credo sia una gioia. Per molti è anche un vero dono entrare e venire in questa terra, la terra di Leone XIII. Carpineto Romano è circondata dal verde e quindi è il momento di scoprire le tante tipicità del territorio con la gastronomia. Siamo qui nella trattoria La Sbirra di Carpineto Romano, dove le prime notizie di questa nostra trattoria giungono dal 1850 e abbiamo come piatti tipici, diciamo, della nostra cultura, della nostra tradizione culinaria a base di tartufo scozzone in questo periodo e i funghi porcini, e con queste 2 pietanze abbiamo cucinato per oggi la fettuccina stretta, naturalmente fatta in casa da noi, con i funghi porcini in bianco e degli ottimi ravioli di ricotta e spinaci. Come secondi abbiamo il coniglio alla cacciatora con le olive e l'alloro, e l'abbacchio allo stessa maniera alla cacciatora ma senza le olive. Chiaramente sono entrambi prodotti locali e in questo caso abbiniamo chiaramente con dei vini rossi del territorio. Come avete visto abbiniamo la tradizione, diciamo, culinaria al nostro territorio, e vi aspettiamo a Carpineto Romano quando preferite. Per parlare del dialetto di Carpineto cominciamo dalle parole di Filiberto Galeotti. I due lioni. Carpineto è un lione, ci sangiamo a due colline. Alla piazza di Groppone per lago della fine. Gima a corte la criniera, per sagnaco la capoccia. Il chigliatro di lione, che parte da Carpineta, arrivea io cuppolone, mica angima alle faeta. Beh, e che manca da dice? Venateci a trovare. Carpineto Romano vi aspetta, i borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi ma anche con il cuore. Vi ringraziamo sempre per le tante mail che ci inviate, attendiamo tutti i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!